Eder. Mac. Pallister. Ciao, caro Eder. Scusami, ma devo sfogare un'arrabbiatura che ho preso ieri guardando Quarto Grado. Approfitto della tua gentilezza del canale per esternarla e renderla pubblica. Allora si tratta di questo, e ti offro anche il titolo in date a Cesare quel che è di Cesare. Eder, ho appreso ieri guardando Quarto Grado che si è stata formulata un'ipotesi nuova sulla morte di Lily ed ancora prima sulla sua aggressione, ormai cosa certa. Ebbene, hanno riferito di un possibile sinistro accaduto con l'auto in cui sarebbe salita la Lily, di in aggressione avuta a bordo anche ad opera di altre persone sedute dietro. Quindi una sorta di contraccolpo avuto ed un suo sbattere anche dentro l'abitacolo. Scusami, ma questa ipotesi era la tua e la nostra, ed a riguardo abbiamo fatto anche un video settimane fa. Non ritengo assolutamente giusto che si usino i tuoi lavori senza citare la fonte. Non è corretto, siamo stati i primi in Italia a parlarne. E l'altro giorno sempre i primi a dire che la lesività alla tempia è decisiva verso l'avvio della sequenza mortale che ha portato al suo decesso asfittico, perché correlato proprio alla lesività alla tempia e non alla frattura, alla vertebra di cui non si muore di certo. Allora oggi ti specifico un dettaglio ancora non conosciuto a nessuno, che fa seguito a questo sinistro in auto. Attenzione, la macchina non ha sbattuto contro nessun veicolo, ma può esserci stata una frenata quando Lily era a bordo, e questo nel momento in cui era aggredito ad opera del conducente, ma meglio dire, ritengo io, ad opera di chi era seduto dietro lei. Ora seguimi. E questa è la novità, perché i suoi vestiti sono puliti e quindi non è caduta per terra, ma le scarpe portano tracce di vegetazione boschiva. E questo ci dice una cosa sola, caro Eder: lei è stata aggredita in auto come ambiente chiuso e gli arriverà la morte asfittica, ma prima di salire ha pestato vegetazione per maestrianza, cui era diretta verso un punto in cui c'era vegetazione, e lì è stata prelevata in auto da chi conosceva per limite avviare una discussione. Questa la dinamica che matura dopo le 8:50 e prima le 9:17, mentre il dopo è la messa in scena che conosciamo tutti. Oggi io lancio un appello, ed era a tutte le TV tuo tramite. Chiedo gentilmente alle TV italiane di citare la fonte delle loro ipotesi e non di affermarle come proprie. Ciò vale anche per le professionalità in studio, perché non è affatto corretto che non si citi la fonte dei lavori e delle passioni dei vari YouTuber, tra cui anche il grande Eder, cui va dato merito di aver approfondito il caso Liliana, apportando ed offrendo tanti spunti investigativi ed ipotesi poi utilizzate dalle TV e da Quarto Grado. Quindi oggi vi vogliamo mettere alla prova e vi sveliamo un'ultima ipotesi investigativa mai fatta da nessuno in Italia e benché mai dalle TV. Ciò prima che diventi loro, senza citare la odierna fonte. L'ipotesi auto è quella giusta e combacia con tutti gli elementi disponibili. L'auto ha vissuto l'aggressione di Lily e la morte, non prima di essersi appartati in una zona boschiva del San Giovanni con uscita nel parco. Ed è che apprende gli elementi sulle suole, per poi risalire in auto e restare vittima del litigio. Ebbene, solo con l'auto si spiega che i vestiti sono rimasti puliti e che non c'è segno sui pantaloni della caduta, che però dovevano esservi anche nell'ipotesi suicidiaria
e ciò ci prova il fatto che il corpo, durante il litigio e la morte, è rimasto sempre in ambiente non solo chiuso ma pulito, in cui quindi non avevi contatto con il terreno. E poi non dimentichiamo il contraccolpo che ha prodotto la lesività alla vertebra e quella alla tempia, mentre le ferite al labbro ed al mento sono del suo sbattere frontale, con il cruscotto, e poi alle mani, che sono tipicamente ascrivibili alla difesa contro le mani altrui di tali terzi. Io ritengo che in auto fossero in due e che chi guidasse ha assistito al fatto, vedendo sfuggirsi la cosa dalle mani e rimproverando poi anche il terzo, che era seduto dietro Lilli, ovvero il principale autore della aggressione con cui volevano costringere Lilli a fare qualcosa contro la sua volontà, ed il resto è un occultamento di cadavere fino al 4 gennaio. Fine. Era il 14 dicembre 2021 quando Liliana Resinovic, 63 anni, scomparve improvvisamente dalla casa di Trieste che condivideva con il marito, Sebastiano Visindin. Una sparizione che scosse profondamente l'opinione pubblica, soprattutto dopo il ritrovamento del suo corpo, avvenuto settimane dopo, il 5 gennaio 2022, in un'area verde della città. La scena era inquietante. Liliana aveva sacchetti di plastica sulla testa e un nodo stretto attorno al collo, segni che hanno lasciato spazio a molte ipotesi, ma a nessuna certezza. A 3 anni di distanza, la sua morte rimane avvolta nel mistero, sospesa tra l'ipotesi di suicidio e quella di un omicidio, mentre i familiari continuano a chiedere verità e giustizia. Nonostante gli sforzi investigativi, i giorni intercorsi tra la scomparsa e il ritrovamento del corpo di Liliana sono ancora un buco nero. 2 autopsie eseguite sul cadavere non hanno fornito risposte definitive. Più recentemente, la Procura di Trieste ha disposto una consulenza medico-legale affidata a Cristina Cattaneo, nota antropologa forense, il cui deposito era atteso per il 15 dicembre 2024. Tuttavia, una proroga di ulteriori 30 giorni posticipa la consegna della relazione al 14 gennaio 2025. Secondo alcune anticipazioni trapelate negli ultimi mesi, sembrerebbe che sul corpo di Liliana siano state riscontrate lesioni compatibili con l'intervento di terze persone, rendendo sempre più improbabile l'ipotesi del suicidio, inizialmente avanzata dagli inquirenti. Questi nuovi elementi avrebbero portato all'apertura di un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti, evitando così l'archiviazione del caso. Tuttavia, a 3 anni di distanza, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Per il giudice per le indagini preliminari, ci sono almeno 25 aspetti oscuri che necessitano di approfondimenti. Tra questi, le circostanze della morte di Liliana, che non risulta compatibile con un semplice vagare senza meta nei giorni successivi alla scomparsa. Un elemento cruciale riguarda l'eventualità che il corpo possa essere stato congelato o comunque conservato in qualche modo prima del ritrovamento. Su questo punto, tuttavia, le opinioni sono discordanti. La criminologa Roberta Abruzzone ritiene che non vi siano prove sufficienti per confermare questa teoria, ma sottolinea come la collocazione temporale del decesso resti un nodo centrale dell'indagine. Bruzzone ha inoltre escluso che Liliana possa essere rimasta per quasi 20 giorni lontana da casa senza farsi notare. A suo avviso, l'alternativa più plausibile è che la donna si sia volontariamente allontanata per incontrare qualcuno, ma che in seguito sia stata vittima di un'aggressione. Se la procura rimane sull'ipotesi del suicidio, il luogo in cui Liliana è stata in quei giorni resterà un mistero. Al contrario, se si privilegia la pista dell'omicidio, occorre concentrare gli sforzi su indagini più mirate, ha dichiarato la criminologa. Uno degli elementi più discussi sono le lesioni rilevate sul corpo di Liliana, già emerse nella prima autopsia, ma solo recentemente analizzate nel dettaglio. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, rappresentato dall'avvocato Nicodemo Gentile, ha sottolineato che le ferite sembrano indicare un'aggressione.
una frattura a una vertebra, un colpo al costato e una ferita sulla mano destra, che potrebbe essere compatibile con un tentativo di difesa. Anche il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha riconosciuto l'esistenza di lesioni sul corpo, ma attraverso il suo legale, Paolo Bevilacqua. Ha dichiarato che queste non sarebbero sufficienti a dimostrare l'intervento di terze persone. Resta dunque un quadro frammentario, fatto di ipotesi contrapposte, in cui ogni parte interpreta diversamente i pochi elementi finora emersi. Un altro elemento intrigante riguarda un presunto segreto che Liliana avrebbe custodito, nascosto persino al marito Sebastiano. La cugina Silvia, in varie interviste televisive, ha suggerito che la donna potesse avere un motivo personale o economico per allontanarsi. Silvia ha dichiarato di aver informato gli inquirenti di una questione economica sin dai primi giorni delle indagini. Ma il collegamento tra questa possibile motivazione e la morte di Liliana non è mai stato chiarito. Inoltre, è emersa la figura di Claudio Sterpena, presunto amante di Liliana, che potrebbe rappresentare un tassello importante nella ricostruzione degli ultimi giorni della donna. Tuttavia, i dettagli della relazione e il suo eventuale ruolo nella vicenda rimangono avvolti nel riservo. Nella giornata di oggi, amici e familiari si riuniranno nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove il corpo di Liliana fu ritrovato, per commemorare i 3 anni dalla sua scomparsa. L'incontro, organizzato dalla cugina Silvia, è stato annunciato sui social con un messaggio commovente. Non abbiamo un corpo al cimitero per onorare Lilly. Invito tutti a venire al boschetto per una preghiera. L'evento rappresenta un'occasione per tenere viva l'attenzione sul caso e per ribadire la richiesta di giustizia, che resta il principale obiettivo della famiglia. 3 anni dopo, il caso di Liliana Resinovic continua a essere un giallo irrisolto, con molteplici interrogativi che attendono risposta. Chi ha causato la sua morte? Dove si trovava nei giorni successivi alla scomparsa? E quale segreto potrebbe aver influenzato il corso degli eventi? Mentre si attende la relazione definitiva della consulenza medico-legale, i familiari sperano che i nuovi sviluppi possano finalmente far luce su una vicenda che, per troppo tempo, è rimasta avvolta nell'ombra. E un grazie a tutti coloro che stamattina si sono radunati al parco dell'ex OPP per ricordare Liliana. Erano tanti e numerosi, c'erano anche tante TV e c'era soprattutto Claudio Sterpini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.